Il disegno di legge numero 129 parla di dare sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti del Friuli Venezia Giulia. Talento nel linguaggio moderno è colui o colei che possiede un'abilità innata, ma qui il significato assomiglia più a una bandierina che qualifica nei laureati nelle lauree STEM, cosiddette STEM, i virtuosi da attrarre. Non intendo declassare tali titoli. Il mondo stesso va nella direzione delle materie scientifiche e questo noi lo riconosciamo. Ma mi domando se è solo in questo genere di talenti che ha bisogno il nostro territorio o se si tratta di una proposta più dal sapore propagandistico. Avrei preferito una legge che fosse il frutto di un lavoro capillare e di mappatura del nostro territorio, scritta sulle esigenze reali e non giornalistiche. Perché se la nostra regione ha bisogno di saldatori, allora è quello il talento che cerchiamo per far ripartire la nostra economia. Se ha bisogno di infermieri, perché sono quelli più richiesti dopo 2 anni di pandemia, è anche verso di loro che dobbiamo fare uno sforzo attrattivo. Il laureato, magari con PhD, sceglie di vivere innanzitutto ove trova l'eccellenza scientifica nella disciplina di riferimento, che gli consenta di realizzarsi professionalmente e non certo per i 41 euro al mese che questa giunta generosamente gli erogherebbe per vantarsi di avere attratto il cosiddetto talento su cui tanto punta. Cerchiamo quindi di calarci nella realtà. Diamo contributi dignitosi a persone che svolgano mansioni utili, a persone volenterose, che siano attratte dal nostro territorio perché offre un posto di lavoro sicuro e garantisce una buona qualità di vita a chi venga a vivere qui. Il secondo punto che mi ha particolarmente rammaricato, e forse il nodo centrale su cui concentreremo la nostra attenzione, è l'uso, diciamo, improprio dei centri per l'impiego. Evidentemente i buoni propositi contenuti nella riforma del testo unico sul lavoro sono andati inevasi, visto che ad oggi tutte le migliorie promesse proprio sui centri per l'impiego sono parole per il momento rimaste sulla carta. I centri per l'impiego sono luoghi ancora inadeguati dal nostro punto di vista, da rimodernare e rivitalizzare. Personale che rimane largamente sottodimensionato rispetto alle esigenze, presenti e future, e nel confronto infelice con gli altri paesi europei, che vista la preparazione degli addetti che ci lavorano si dovrebbe meglio utilizzare per attrarre talenti ed essere la punta di diamante nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro da parte delle istituzioni. Sarebbe stato quindi più giusto e proficuo dire modernizziamo i centri per l'impiego, facciamone luoghi di incontro reale tra domanda e offerta, rendiamo le procedure veloci, snelle, utilizziamo le persone capaci che abbiamo, perché siano talenti esse stesse, facendo magari anche da cacciatori di teste e trovando l'incastro propulsivo per l'occupazione. Abbiamo i navigator, persone titolate e che hanno passato un concorso, utilizziamoli allo scopo per cui sono stati assunti, anziché inserirli senza criterio. Mandiamoli a studiare sul territorio e i suoi bisogni. Parliamo con le aziende, imprenditori, enti, capiamo quali talenti sono necessari nella nostra regione e perché non ne facciamoli passare inutilmente per una gabbia fatta di documenti e certificazioni, ma velocizziamo e sveltiamo le prassi in linea con quanto il mondo là fuori ci chiede. In quest'ottica, quindi, un nuovo obiettivo potrebbe essere attrarre persone qualificate nei database dei centri per l'impiego, ma con mezzi snelli orientati a dare un servizio reale di recruiting
a lavoratori e imprese, inclusa la creazione di un sistema efficace di networking tra i giovani qualificati e operanti in regione o che si sono trasferiti all'estero, mutuando analoghe esperienze già adottate in altre regioni, per esempio l'Emilia-Romagna e il vicino Veneto, dando al contempo l'opportunità di tornare anche grazie a reali benefici che il sistema attuale di welfare, fondato sul criterio dell'anzianità di residenza, finisce invece per ostacolare, ostruendo la mobilità professionale. Concludo. In quest'ottica, invece, vediamo come tale disegno di legge si inserisca in una visione involutiva del welfare, per cui si ritiene di poter agevolare la transizione tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro e l'inclusione socio-abitativa dei giovani mediante un modesto contributo economico, piuttosto che attraverso la promozione di misure di sistema quali, ad esempio, il sostegno ad una formazione superiore più vicina alle esigenze e ai fabbisogni professionali delle imprese, la promozione dell'apprendistato di primo e terzo livello, ovvero le politiche abitative di sostegno alle locazioni e al social housing e di conciliazione tra vita e lavoro effettivamente inclusive e non discriminatorie. Per tutti questi motivi porteremo in aula emendamenti migliorativi, cercando di convincere la maggioranza a uscire da vecchi schemi per abbracciare politiche moderne e nuove. Grazie Presidente.